Dal momento in cui si cominciano a perdere i ricorsi in continuazione, ci si espone anche a un potenziale danno erariale nei confronti dell'ente. Per questo motivo abbiamo deciso di spegnere l'apparecchiatura fin tanto che spero e auspico veramente nel breve tempo arrivino chiarimenti. Autovelox in Treviso Mare, al confine tra Meolo e Roncade, spento temporaneamente dal comune veneziano. La mancanza di chiarezza a livello normativo tra apparecchi omologati e apparecchi autorizzati, accusa il sindaco Pavan, sta mettendo le amministrazioni in seria difficoltà. Inanellare sconfitte davanti al giudice di pace crea per l'ente un rischio, così che anche l'occhio elettronico, che tante sanzioni ha comminato in questi anni sulla via del mare, per ora viene chiuso. I ricorsi che venivano presentati dagli automobilisti, presentati al giudice di pace, venivano sempre respinti. Ora invece nell'ultimo periodo questo non accade più, ma bensì è ribaltata la situazione perché vengono invece accolti. Ne abbiamo già persi 10, che sono gli ultimi ricevuti. Sindaco che ribadisce la decisione, messa nero su bianco con ordinanza della polizia locale, è stata presa a malincuore. Ci vediamo costretti a riportare sulla strada un serio rischio, perché ricordo che per il nostro caso specifico lì, proprio in quel punto di Treviso Mare, sono morte diverse persone, ci sono stati tanti sinistri. Da qui la dura critica al governo. È evidente che l'unica risoluzione del problema è nelle mani di chi deve legiferare e deve far chiarezza su questa tematica. L'inerzia nel sistemare questo problema, perché ricordo che ormai è già passato un anno dalla prima sentenza della Cassazione, diventa un problema serio per gli amministratori locali.